Un convegno e uno studio proposti dalla CGIL per parlare di donne, soprattutto di donne lavoratrici, questo alla vigilia dell'8 marzo, e per scoprire che c'è davvero ancora tanto da fare sulla strada dell'eguaglianza. Mimose che domani verranno donate a profusione. Dietro la festa dell'8 marzo però c'è la realtà di un mercato del lavoro in cui la donna non solo è lontana dalle pari condizioni con l'altra metà del cielo, quella maschile, ma anzi ha visto peggiorare le sue condizioni negli ultimi 10 anni, anche nel Veneto, anche a Verona, dove pure dalla crisi ci si è difesi meglio che altrove. Così la CGIL invita le donne a farsi avanti sulla strada della conquista o riconquista di diritti. Nel Teatro di San Michele Extra si è illustrato il rapporto che fotografa la situazione. Nel nostro Veneto la condizione di lavoro per le donne è una condizione che si rende sempre più difficile e complessa, anche in questi anni qui. Noi abbiamo innanzitutto un problema di gap salariale, di differenza di riconoscimento retributivo tra il lavoro delle donne e quello degli uomini, una differenza che si quantifica addirittura nel 35% e penso che questo non sia degno di una regione e di un paese civile. Dobbiamo rilanciare l'esigenza di una pari condizione anche sul piano dei salari. Dopo la crisi i rapporti di lavoro sono più precari e le donne hanno meno opportunità di sviluppo della carriera rispetto ai colleghi maschi. I part-time obbligati sono un'altra piaga. Sul palco donne di tutte le età, come di tutte le età sono le difficoltà e le differenze con gli uomini. Noi stiamo portando avanti una battaglia per la riforma pensionistica perché chiediamo che venga riconosciuto il lavoro di cura che purtroppo nella nostra società è ancora totalmente scaricato sulla famiglia e in particolare sulle donne. Le donne del commercio, le commesse, le donne del turismo, le bariste piuttosto che le cameriere, del multiservizi, appunto tutte quelle che puliscono le nostre camere, però ancora siamo un settore dove tante donne, ma i livelli apicali sono composti quasi prevalentemente da uomini, i direttori dei supermercati sono uomini, le impiegate ci sono, però se deve diventare un ruolo apicale anche delle impiegate scelgono sempre un uomo. Sguardi di traverso per il reddito di cittadinanza, appena varato, misura che desta più perplessità che consensi. Mischia la lotta contro la povertà con le politiche attive del lavoro. Sono piani diversi e che difficilmente vedremo se riusciranno a stare al passo.